Buonasera amici di Sportisili, un saluto da Marco Gendù. Adesso sono ancora a centrocampo, è stato fatto da pochissimo, infatti il saluto prima di cominciare, poi inizierà anche la partita di questa prima giornata di cambio di Serie D. Ricordiamo, non ci sono statistiche per quanto riguarda questa partita, in quanto le due formazioni sono alla prima giornata di questo campionato, però possiamo dare subito una statistica interessante per quanto riguarda la data, perché oggi 27 ottobre siamo a distanza di 5 mesi esatti dall'ultima sfida ufficiale del Palermo Futsal Club, una sfida non molto felice perché è stata quella della cosciente sconfitta contro il Figarazzi, che poi non ha permesso alla formazione di mister Natale Gentile di approdare in C2. Nel frattempo vediamo subito il quintetto iniziale con Capitan Vito Laviura, e lui il capitano quest'anno della formazione rosanero. Vediamo subito anche Luca Vivarelli, Alisu John e Lorenzo Chinnici. Tra i pali invece confermatissimo come sempre Peppe Cali. Dall'altra parte invece Lombardo con la maglia numero 11 si schiera come pivot, poi con la maglia numero 17 vediamo invece Pietro Gagliardi, poi Ferrugia il capitano con la maglia numero 5 e Longo a completare i giocatori di movimento. Invece per quanto riguarda il portiere si tratta di Calogero Montalbano. Nel frattempo vi presentiamo anche il nostro tabellino con il risultato. Il cronometro invece inizierà a apparire chiaramente quando comincerà la partita. Ricordiamo, sono due tempi da 30 minuti. Non è come invece nel mondo del calcio a 5 per quanto riguarda chiaramente il capitolo di C1, dove invece sono due tempi da 20 con il tempo effettivo. Questa cosa invece si rimane come un po' nei vecchi tempi, quindi con due tempi canonici da 30 minuti. Nel frattempo il direttore di gara, il signore Alessandro Crapa, sta dando le ultime indicazioni, probabilmente forse qualcosa per quanto riguarda il portiere, forse per la casacca. Credo che sia questo l'oggetto del contendere più che altro, ma si chiede forse una casacca per il mister, però dovrebbe essere. Nel frattempo è arrivato anche l'ultimo convocato del Palermo Futsal Club, Gabriele Cirafici, che si andrà subito a cambiare. Infatti lo vediamo passare proprio davanti alla nostra telecamera. E inizia anche la partita, inizia quindi finalmente il campionato di Serie D, che vede affrontarsi No Camp Capaci qui dentro casa e il Palermo Futsal Club. Subito giro palla difensivo da parte degli uomini di casa con Ferrugia che allarga sulla sinistra, subito lo scontro con Luca Vivarelli, palla che passa verso il centro, poi chiude molto bene su Gione, che va subito giù e subisce il primo fallo dopo soltanto 18 secondi. Questo forse credo sia il record, dopo soltanto 18 secondi è già un calcio di punizione conquistato per il rosanero, conquistato sempre da Lisu Gione, che è uno specialista di queste azioni, che conquista veramente tanti calci piazzati durante la partita. Vivarelli allo spazio, può calciare, subito scivolata molto dura, poi palla al secondo palo. Quindi il contrasto di Lombardo, che è andato molto deciso su John, poi si appoggia dietro. Ecco Chinnici, tocca uno dei suoi primissimi palloni su John. Finito! Prende tutto lo spazio su John, poi si appoggia con l'esterno. Chinnici chiama a sé poi il pallone, il capitano Lafiura. Vediamo come sarà il suo esordio con questa fascia da capitano al braccio, lui che oggi è il capitano di questa formazione. Intanto Chinnici si incespica sul pallone, Ferrugia allarga il gioco, tentativo di cercare Fabio Lombardo, il pallone però termina in out e dunque rimessa laterale per il Palermo Futsal Club, quindi dopo quasi 2 minuti di gioco guadagna una piccola pausa. I ritmi sembrano subito già molto alti. Chinnici allarga per Sujon, che può puntare l'uomo, insolita maglia numero 20 per lui. Lo scorso anno invece indossava sempre la 8. Vediamo se la manterrà per tutta la stagione. Sujon intanto sbaglia il tocco di prima, ha cercato di servire Luca Vivarelli, il pallone però non è arrivato in piedi del funambolo mancino, che invece rimane con la 6, almeno per quest'oggi sicuramente. Longo guadagna spazio, può puntare, va sul destro, può calciare, poi su John mura la conclusione, poi tentativo da fuori da parte di Gagliardi, applausi da parte della panchina di casa, tentativo che va però in out. Si riparte subito con Lorenzo Chinnici. Vivarelli, le finte, converge sul mancino, poi si appoggia su John, poi viene murato subito dagli avversari. Un ottimo inizio di partita per il No Camp Capaci, che
sta impostando una partita abbastanza fisica, con pressione però soltanto sulla propria metà campo. Questa potrebbe essere chiaramente una soluzione, poi vedremo se sarà vincente o meno. Intanto la Fiura, Chinnici su John, può puntare, ha lo spazio per il destro, si appoggia, la Fiura cerca il tiro destro, la Fiura, palla in calcio d'angolo. Questo è il primo corner per il Palermo Futsal Club, si appresta a battere su John, che quindi fa il giro largo per andare a battere questo calcio d'angolo. Fuori l'area vediamo Vivarelli, ma anche Chinnici, poi sempre la Fiura che cerca di portare fuori Longo, perde però troppo tempo su John, cerca Chinnici, palla ancora di ritorno per il giocatore del Palermo. La Fiura, lo spazio, si è un po' arrabbiato forse con i compagni, poi il Vivarelli cerca la porta e non la trova, non per tanto. C'è stata anche una deviazione però da parte un difensore, dovrebbe essere forse di Ferrugia, se non abbiamo visto male. Dunque calcio d'angolo, azione ancora per il Palermo Futsal Club, che cerca di schiacciare i suoi avversari. Su John per Vivarelli, scontro subito con Gagliardi, che è andato dritto sull'uomo, probabilmente non l'ha visto, però comunque il contatto c'è stato, di conseguenza la scelta del signor Crapa di sanzionare l'intervento come falloso, ed è il secondo calcio di punizione dopo soltanto 4 minuti. Questa potrebbe essere un fattore della partita, perché i calci piazzati possono essere sempre un qualcosa da attenzionare, e sicuramente, conoscendo il mister Gentile, l'avrà anche preparati bene in settimana, ma chiaramente durante tutto il precampionato. Nel frattempo sul punto di battuta si presenta Lorenzo Chinicic e anche Vito La Fiura, e infatti credo che vada proprio il capitano, sguardo killer per lui. Va alla Fiora, cerca la porta, prende invece sul piede Gagliardi, e qui è stato molto bravo a respingere. Poi su John batte rimessa laterale, la Fiura può allegare il gioco, lo fa adesso, Vivarelli converge verso il centro del campo, poi si appoggia su John, anche lui con l'esterno. Chinnici non vuole rischiare, poi rischia invece tanto Chinnici, che fa la sua giocata andando sul destro per la scivolata molto decisa da parte del difensore. Palla in rimessa laterale, azione offensiva ancora per il Palermo, che in questi primi 5 minuti sta cercando di schiacciare i padroni di casa. Risultato ancora non sbloccato. Nel frattempo la rimessa laterale è stata invece data al contrario, non campo Capaci. Sembrava che l'ultimo tocco potesse essere in maglia rossa. Non è così per il direttore di gara, ma chiaramente ci fidiamo dalla sua visuale, sicuramente avrà visto meglio. Nel frattempo Lombardo, lo sconto, cercato il dribbling con su John, che però non l'ha fatto passare, guadagna quindi una rimessa laterale. Si appoggia Chinnici su John. Adesso c'è spazio per Vivarelli, che si appoggia su John di prima e non trova la via del gol, ma grande palla da parte di Vivarelli, che qui aveva messo davanti la porta il proprio numero 20, che è stato forse qui aggraziato il portiere Montalbano. Nel frattempo è entrato anche Cirafici, che quindi si va a completare con la panchina. Poi lo ringraziamo per non passare davanti alla telecamera. Lombardo rischia un po', poi riesce a sgusciare via, si appoggia, palla centrale su John, lo scontro, riesce a passare il pallone, la Fiura ancora su John, può rientrare, poi rientra come un treno Gagliardi, guadagna sicuramente il possesso, ma poi la pallone termina comunque rimessa laterale, anzi no, in calcio d'angolo, e batte quindi su John. Pallone alzato, cerca la palla bella per la Fiora! Ed eccolo! Come si presenta il capitano! Vito La Fiora al volo, perfetta lo schema, e poi l'esultanza, come sempre, di Vito La Fiora, che inizia il campionato nel migliore dei modi. 1-0 il risultato, anzi 0-1. Vantaggio subito a Palermo Futsal Club, e lo fa con l'uomo che forse più di tutti cercava il gol come non mai, Vito La Fiora. 0-1 il risultato dopo soltanto 7 minuti. Tende adesso il fischio partita di gara, che stava contando forse le reti, ma adesso infatti si ricomincia dopo il gol di La Fiura con Ferrugia, Gagliardi, ancora Ferrugia, che si prende tutto lo spazio davanti, poi si appoggia, rischia un poco perché Vivarelli l'aveva anche capito. Longo guadagna metri di prima, palla geniale, poi che invece interrompe tutto. Lombardo, le finte, Vivarelli qui stava quasi per allungare la gamba, tentativo di prendere il pallone, ma sarebbe potuto essere fallo. In realtà lui saggiamente ha deciso, e anche come sottolineato dal mister,
di non mettere il piede. Poi Chinnici su John, è un 3 contro 2 su John, salta l'uomo su John, allarga il gioco per la Fiura, poi invece la tocca in fase di ripiegamento difensivo Gagliardi e qui si salva il no camp Capaci che si trova sotto dopo 7 minuti, anzi dopo 8 minuti di gioco con risultato 0-1. Decide al momento Vito La Fiora. Calcio d'angolo con il direttore di gara che sta contando i secondi. Poi cerca il tiro La Fiora, non riesce. Su John si appoggia dalle parti di Peppe Calì, che lo scorso anno insieme a Peppe Velardi ha creato la migliore difesa di questo campionato. Si trattava del girone A, però del campionato di Serie D. Palermo Futsal invece che adesso è passato nell'altro girone B, sempre di Serie D, che era arrivata, di conseguenza pallone regalato comunque a Peppe Calì che fa subito ripartire il rosanero con Vivarelli che perde qualche tempo di gioco. Poi Chinnici, c'è largo su John e riceve il pallone adesso. Chinnici 1-2 su John, salta ancora l'uomo, va ancora giù ed è calcio di punizione. Che partita di su John! E qui anticipato Longo che lo ha atterrato da dietro ed è calcio di punizione. Sarà quindi punizione, va Chinnici però con il sinistro, forse da lì non una posizione ideale per un mancino come quello di Chinnici. Infatti la Fiora si sta avvicinando al compagno, vediamo, lo sta guardando. Pronto per il tiro, Vito, pronto per il tiro. Mister Gentile a caricare i suoi ragazzi. Gentile, Chinnici per Vivarelli, guadagna il possesso, salta l'uomo, cerca il tiro, poi viene chiuso sul primo palo da Montalbano che fa una buona guardia difensiva. Poi il pallone termina direttamente dalle parti del collega di Montalbano, ovvero Calì. Chinnici. Ecco La Fiora. Vivarelli può puntare. Vuole il suo sinistro, vuole esplodere col sinistro. Trova il dribbling e Vivarelli ancora, cerca il secondo palo. Vivarelli ancora! E poi la deviazione sotto porta! Luca Vivarelli e fa 0-2! Eccolo il gol, lo stava cercando più volte Luca Vivarelli, risultanza da parte tutto il pubblico presente del Palermo Futsal Club, oggi in trasferta al no campo di Capaci. Il risultato è di 0-2 e trova ancora il gol il Palermo, questa volta con Vivarelli. Bisogna vedere l'ultimo tocco effettivamente di chi sia stato. Nel frattempo è stato chiamato un time out dalla formazione di casa che aveva iniziato forse molto bene in realtà nei primi 5 minuti della partita, poi però qualcosa è successo. Bisogna anche dare i meriti chiaramente agli ospiti rosanero che stanno presentando adesso un ottimo gioco di squadra con Vivarelli su John, che sono due laterali che puntano tanto la difesa avversaria. Infatti forse è questo quello che sta soffrendo tantissimo la formazione di casa, soprattutto su John ha guadagnato già diversi falli e poi da un calcio d'angolo è arrivato infatti il primo gol con Vito La Fiura, poi il secondo invece su un'azione insistita di Luca Vivarelli che si è buttato dentro la di rigore e poi da lì forse la cosa più semplice per uno come lui, calciare col sinistro e trovare il gol dello 0-2. Questo è il risultato dunque dopo 11 minuti. Nel frattempo anche la dirigenza di casa dire qualcosa al direttore di gara, non sappiamo di cosa, ma al momento sembra una gara molto corretta. Sembrerebbero esserci stati delle problematiche relativamente al regolamento e tutto, quindi sul punto d'inizio vediamo Perez che adesso infatti batterà il calcio d'inizio, si appoggia su Ferrugia, c'è largo Longo ma anche Lombardo, lui sceglie Longo, le finte su John, buona passare Ferrugia, cerca il secondo palo e stava sbucando Perez con una leggerezza difensiva forse da parte del duo Chinnici-Vivarelli che stava consentendo infatti agli avversari di arrivare dritti sul secondo palo per spedire il pallone in porta, ma si sono salvati questa volta, forse anche complice la voce di Calì che ha chiamato i compagni proprio la marcatura. Tanto si riparte con su John. Chinnici 1-2 veloce su John, però lo è ancora di più Longo che fa una buonissima chiusura. In precedenza era andato in difficoltà infatti proprio sul numero 20. Proprio rimessa laterale. Rimessa laterale intanto per il no camp Capaci che la batte rapidamente. Adesso c'è Longo, si inserisce Lombardo. Poi Ferrugia allarga il gioco, poi cerca forse un pallone molto complicato per l'inserimento di Lombardo che partiva proprio dalla sinistra e si è infilato sulla destra ma non è arrivato.
c'è spazio per Vivarelli. Facciamo la 3. Chinnici. Ancora roba! Bravo! Chinnici, sempre lui. Guadagna diversi metri, poi si appoggia sulla Fiura, addirittura un tunnel sul compagno, riparte Lombardo, che poi si appoggia dietro. C'è lo spazio per Longo. Non vuole velocizzare il no camp Capace, che forse vuole cercare un'azione più insistita, con intelligenza. Ferruggia rischia tanto, poi ottimo quell'intervento da parte di Vivarelli che recupera il pallone, poi è rimasto a terra Lombardo, e qui la Fiura con grande sportività butta il pallone fuori. Risultato di 0-2 dopo quasi 14 minuti di gioco. Nel frattempo è rimasto a terra Lombardo, se non avevo visto male. Grande gesto di sportività qui da parte della formazione rosanero, col Chinnici che infatti sta parlando proprio con Longo. I due stanno dicendo qualcosa, forse sulle rimesse laterali. Ci sono un po' di dubbi su queste rimesse laterali. Il Futsal ne chiedeva 2 che invece non sono state date. D'altro canto invece anche il no camp Capace ne reclamava una, che però anche qui in questo caso non è stata data alla formazione rossa, e da lì proprio è nato il gol di Vito La Fiura, quindi insomma qualche dubbio comunque c'è. Nel tempo la formazione di casa restituisce il pallone al Palermo Futsal Club, che riparte con Sujon. Vivarelli. Sujon si appoggia, La Fiura guarda la porta, poi si appoggia nuovamente da Sujon. Chinnici, La Fiura, quasi una filastrocca. Tempo ancora nessun uomo per Mister Gentile, si sta riscaldando. Dunque questi primi 14 minuti stanno convincendo il tecnico a mantenere gli stessi 5 in campo. Longo ha ricevuto il pallone da Capitan Ferruggia, che in precedenza aveva perso un pallone sanguinoso con il passaggio. Poi è arrivato a Vivarelli, ha anticipato Lombardo, poi però il gioco si era comunque fermato per un intervento irregolare, o meglio non irregolare perché non è stato comunque sanzionato dal direttore di gara, ma è rimasto comunque a terra. Intanto guadagna il fondo, poi cerca la conclusione da lì, ma la Fiora lo porta verso l'esterno e quindi il Palermo Futsal Club riconquista, rimessa dal fondo. Sujon si appoggia, adesso c'è Chinnici. La Fiura, riecco Vivarelli, le finte, vuole il sinistro, può calciare, cerca la conclusione Vivarelli, viene murato. Palla termina quindi in rimessa laterale, questa volta non ci sono dubbi, sarà rimessa per il Palermo Futsal Club con Sujon che si appresta a battere, si avvicina a Chinnici ma scivola Sujon, e quindi uno schema. Sujon, palla a rimorchio per Vivarelli, che qua avrebbe potuto anche calciare di prima ma non se l'è sentita. Poi Perez cerca il passaggio, la Fiora anticipa l'atto numero 11, si tratta di Lombardo, e poi col tacco esce fuori benissimo, chiama anche a gran voce il direttore di gara, che però non ha sanzionato questo intervento. Nel frattempo è pronto il primo cambio perché sta per entrare il numero 4 Dante Vitiello al posto di Luca Vivarelli, dunque un cambio più difensivo per Mister Gentile, che anche col risultato di 0-2 chiaramente vuole guardare la fase difensiva. Poi Sujon si appoggia per La Fiura, scivolata molto dura di Lombardo sulla Fiora, che però non dice nulla, ma sicuramente vorrà rimessa laterale, che però non è mai arrivata. Dunque rimessa laterale per il no camp Capace, che batte rapidamente e si appoggia subito a Longo. Centrocampo, Ferruggia si allarga, palla di prima e poi Calé fa subito presa molto semplice. Vivarelli, Chinnici, poi temporeggia un po' Chinnici anche per permettere il cambio, che infatti arriva adesso con Dante Vitiello che prende la posizione quindi di Vivarelli, si sposta quindi sull'out di destra, ma nel frattempo si sta riscaldando anche Alessio Leto, e qui ci immaginiamo forse un cambio per Sujon, conoscendo probabilmente il ruolo. Intanto un buco, Sujon si porta avanti la palla, Sujon viene fermato all'ultimo, grande intervento difensivo da parte di Lombardo, poi lottano ancora i padroni di casa, adesso conquista il pallone con tenacia, poi Chinnici e le urla da parte di Perez, che qui sta caricando i suoi. Adesso esce la grinta e l'orgoglio da parte dei padroni di casa, che comunque non stanno giocando una brutta partita, ma si trovano sotto di 2 gol. Nel frattempo fuori Sujon, dentro Leto, e vediamo se effettivamente giocheranno con Vitiello a destra e Leto sulla sinistra. Tanto riesce a passare, poi cerca la conclusione al volo, Chinnici la blocca con le mani, ma il gioco era stato già interrotto da parte del direttore di gara con un fischio abbastanza udibile.
Vitiello. Al momento è lui laterale destro. Poi il tocco verso Leto, poi il dribbling, Chinnici mette la gamba, cerca di messa laterale, ma di gara ancora una volta non premia la forza rosanero, poi cerca il secondo palo, Vitiello capisce tutto e avanza. Vitiello allarga per il Leto, era una buona palla, in questo caso però è stato forse un po' troppo indietro. La prima, la seconda, la terza. Nel frattempo Lorenzo Chinnici a gran voce contro il signor Crapa, dicendo azione sfortunata per il numero 4, sarà rimessa laterale per il No Camp Capaci, dovrebbe essere, invece no, perché è stata una deviazione, dunque possesso rosanero con Vitiello. La Fiura, Chinnici si può appoggiare nuovamente dal capitano Vito La Fiura, per lui il primo gol di questa partita, poi il dribbling di Vitiello che cerca e trova Chinnici, poi 1-2, rimane giù ancora Lombardo, Chinnici questa volta continua, può entrare dentro l'area di rigore, Chinnici palla rimorchio, La Fiura! Eccolo! Vito La Fiura! 3-0 Palermo Futsal Club, magia da parte di Lorenzo Chinnici, cartellino giallo intanto per un uomo del No Camp Capaci, forse per Perez, ma nel frattempo il risultato ed è anche cartellino rosso, attenzione per Perez. C'è stato il gol da parte di La Fiura, ma nel frattempo termina la partita per Perez, che probabilmente avrà detto qualcosa di direttore di gara, ma bisogna chiaramente utilizzare il condizionale, perché stavamo commentando il gol di Vito La Fiora. Nel frattempo sono rimasti in 4 uomini padroni di casa, adesso si mette veramente in salita, minuto 20 di gioco, mancano 10 minuti al termine del primo tempo, poi sarà il secondo, ma nel frattempo i rosanero sono in vantaggio di 3 gol. Uscite al momento il gol di Vivarelli, poi la doppietta di Vito La Fiora. No, non può entrare, non può entrare. Ma non può entrare, sei espulso dall'interno. Arbitro era in gioco, è espulso uno in gioco. Ma che stai dicendo? Ha espulso uno interno al gioco, non esterno, non può entrare ora. Sono in 4 però. L'espulsione è dopo! L'espulsione Si dice infatti che l'espulsione è stata dopo, il Fregara però è stata dopo, infatti c'è stata un cambio da parte delle dietetiche del signor Crapa con l'uscita dal campo da parte di Zino, che era invece rientrato per completare il quintetto, ma il regolamento parla chiaro, di conseguenza 2 minuti per il No Camp Capaci in inferiorità numerica, previo chiaramente gol da parte dei rosanero, che se nella misura in cui dovessero trovare la marcatura, allora consentirebbero ai padroni di casa di rientrare con 5 uomini. Nel frattempo Chinnici non vuole far terminare il pallone fuori, allarga il gioco, Vitiello può cercare la porta, Vitiello cerca la precisione, poi la deviazione quasi sulla linea da parte di Buscarino, che è entrato dopo il gol dello 0-3. Tanto Vitiello resta molto alto con mister Gentile che chiama una pressione altissima. Infatti l'ultimo tocco è proprio della formazione di casa, dunque si riparte con una rimessa laterale da zona comunque offensiva con Vitiello che si appoggia, Chinnici cerca il passaggio, lo trova, Vitiello cerca la punta! Eccolo! Anche Dante Vitiello! Esultanza alla Bellingham, un po' per citare il calcio a 11 chiaramente, ma il risultato è di 0-4, trova la punta e poi manda baci verso la telecamera o probabilmente verso il pubblico presente, ed è il risultato di 0-4, ma nel frattempo arriva anche il cambio perché finisce la partita temporaneamente, chiaramente, di Vito La Fiura, inizia invece quella di Vincenzo Citarda, uno degli ultimissimi arrivati in Casa Rosanero, di trasferimento dal futsal Monreale. Scorso anno per lui 12 gol in campionato nel girone B di Serie D, lui è rimasto quindi nel stesso girone, cambiato soltanto casacca. Tanto Citarda cerca di dialogare con l'amico Dante Vitiello, i due si conoscono tanto bene. Infatti anche lo stesso Citarda a confessare che uno dei motivi per i quali è arrivato qui in questa squadra è stato anche per la conoscenza con Dante Vitiello, che ha consigliato all'amico di approdare con questa maglia. Oggi vediamo come sarà il suo esordio. Nel frattempo
Poi cerca la conclusione con la punta, Calì trova un miracolo. Qui ottima conclusione da fuori da parte di Pietro Gagliardi, e con la punta aveva tentato di fregare il portiere rosanero con una conclusione molto forte. Poi c'è spazio, Lombardo ancora, sfiora l'incrocio con Calì comunque attentissimo. Chinnici guadagna metri, poi rientra. Leto allarga il gioco, Vitiello si appoggia dalle parti di Chinnici, l'unico giocatore al momento, escluso chiaramente il portiere Calì, a non essere uscito dal campo, ma si sta riscaldando Lorenzo Lopez, dunque probabilmente il cambio arriverà. Dato Citarda prova a girarsi in mezzo a due, non riesce, poi si riprende con Citarda e fa un brutto fallo da dietro, anche gratuito, ed è cartellino giallo per il numero 9 che aveva provato a recuperare il pallone, ma con tanta ingenuità in questo caso. A tempo anche Capitano La Fiura a caricare il proprio compagno, dicendo di non preoccuparsi di questo cartellino. Anche da questi gesti si vede chiaramente l'esperienza del capitano. Nel frattempo Calì sta indicando ai propri compagni quanti posizionarsi in barriera. Al momento ne vediamo due, sono Citarda e Vitiello, due giocatori di classe 2001. Poi Leto e Chinnici invece sono un po' più esperti, chiaramente anche Peppe Calì, che invece come Dante Vitiello fa parte di questa rosa ormai da 3 anni. Calcio di punizione, uno schema per la conclusione da fuori, tentata da Gagliardi. Poi Buscarino, Gagliardi cerca con l'esterno, Buscarino, le finte su Citarda, qui abbocca il numero 9, Montalbano, rilancio in avanti di testa, poi molto attento Leto, Chinnici, Leto, adesso è lui il più indietro della sua squadra, Vitiello, le finte, si allarga, adesso c'è Dante Vitiello sulla fascia sinistra, sulla destra invece Leto, dalla fascia destra però è arrivato il gol per il numero 4, molto preciso con la punta. Nel tempo sta per iniziare anche la partita di Lorenzo Lopez, per lui sicuramente questi ultimi 4,5 di gioco, posto di Chinnici che sta giganteggiando in difesa, ma chiaramente questa non è una notizia. Vitiello intanto, Bravo Dante. Chinnici riparte sempre molto attenta alla formazione di Mister Gentile, poi le finte di Chinnici che guadagna ancora metri, poi apre verso Citarda che cerca la conclusione, va giù, si tocca, il gioco non si ferma, lo ferma adesso il direttore di gara con Citarda che è rimasto giù, adesso si è rialzato. Nel frattempo ecco il cambio, perché fuori Lorenzo Chinnici, dentro un altro Lorenzo ma Lopez. Dunque adesso tutti uomini freschi per Mister Gentile, con Leto e Vitiello sulle fasce, Citarda come pivot e indietro invece Lorenzo Lopez. Ben 3/5 di questa formazione sono nuovi arrivati, perché Citarda arriva dal Futsal Club Monreale, Leto dal Palermo Calcio 5, invece per Lorenzo Lopez il trasferimento è arrivato dall'Oratorio San Giovanni Battista. Si continua intanto con il pallone che arriva alle parti di Sino appena entrato. Buscarino, Lombardo può puntare l'uomo più pericoloso dei suoi, salta a tutti, Lombardo si appoggia, alza il pallone Sino, rischia un poco, poi è ottimo nella sua fase di piegamento Leto che trova Citarda, ancora Leto e poi salva, probabilmente non sulla linea, però sarebbe terminata fuori, ma comunque ottimo l'intervento difensivo da parte di Sino, che ha rimediato all'errore del posizionamento difensivo della propria squadra, con Leto che invece non aveva trovato la porta. Lo schema con Vitiello che ha tentato una girata al volo col mancino, che però senza fortuna non è arrivata dalle parti del portiere. Minuto 27 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisti, il risultato di 0-4 tra Nou Camp Capaci e Palermo Futsal Club. Appena diavolo. Centro. Ok, da quel lato. Abbassati un poco. Buscarino cerca il compagno, Lombardo, Buscarino, destazione insistita, carica la conclusione Sino, poi cerca la porta, viene murato però dall'otto di prendo difensivo a parte Vitiello, poi scivola e regala l'autostrada per Alessio Leto che calcia verso la porta, Montalbano, poi Citarda ancora, è super Montalbano che compie un miracolo assoluto in 2 tempi, riesce a sventare l'occasione prima di Leto che è arrivato tu per tu col portiere, poi di Citarda su una ribattuta però non molto semplice. Lopez, uno dei primissimi palloni toccati, Vitiello, ecco l'ex capitano del Oratorio San Giovanni Battista, arrivato uno dei primissimi arrivi
di questa formazione. Il primo però è stato Alessio Leto. Citarda si gira molto bene, può calciare, cerca la conclusione, non trova la porta, ma ha iniziato molto bene la sua avventura in maglia rosanero. Per lui 12 gol, ricordiamo, lo scorso anno. Vediamo se si ripeterà o se magari migliorerà la sua performance in zona gol. Poi sbaglia il tocco, si è messa laterale regalata ai rosanero con Dante Vitiello che si appresta a battere rapidamente dalle parti di Citarda. Si appoggia adesso Lopez, guadagna diversi metri qui il numero 13, che ha preso il posto di Lorenzo Chinici, ma anche il numero dello scorso anno, perché quest'anno Chinici indossa la 10, ma lo scorso anno aveva proprio la 13. Tanto Leto allarga il gioco, Citarda cerca un pallone sulla fascia sinistra, Leto si era effettivamente inserito, ma aveva attaccato la profondità con molta attenzione, di conseguenza il pallone di Citarda si è accomodato in out. Lombardo si appoggia, l'appoggio di Gagliardi, palla centrale, ottimo qui è la diagonale perfetta di Citarda che fa anche un buon dribbling, poi la conclusione da fuori di Lombardo con la punta, ma il pallone termina in out. Palla perfetta per Citarda ancora, poi 2 volte Montalbano è super reattivo, perfettamente qui Montalbano, ma palla geniale di Leto che sta dando ottimi palloni al compagno. Citarda un po' sfortunato a non trovare la porta, poi Sino cerca la conclusione, anzi Gagliardi, chiedo scusa, larga il gioco, ecco Sino che cerca invece col mancino, Calì respinge, poi allontana senza badare allo stile Lopez, e credo che anche l'ingresso in campo di Lopez sia stato fatto per questo motivo, forse per non concedere queste occasioni in fase difensiva. Chiaramente siamo già arrivati al minuto 30, dunque vediamo quanto si recupererà, perché siamo già a, per quanto riguarda chiaramente il regolamento, a fine primo tempo. Rimessa laterale con Lombardo che si presta a battere rapidamente, Buscarino, lui centrale adesso, ha rilevato Ferrugia, Lombardo può rientrare allo spazio, poi si appoggia, cerca la conclusione Sino, la finta, poi Gagliardi con l'esterno, non trova però la porta, non c'è fretta per il Futsal Club, si chiede anche una deviazione che però Vittorio Gara non ha ravvisato, dunque sarà rimessa dal fondo con Calì che batterà. Lopez prende lui il primo possesso, Vitiello, anche mister Gentile a consigliare ai suoi ragazzi di non giocare più Vitiello, che quindi ha chiuso momentaneamente questo primo tempo. Noi vi ringraziamo per averci seguito, però ci vediamo al secondo tempo per questa sfida tra No Camp Capaci e Palermo Futsal Club. A dopo. È stato molto importante perché siamo andati in vantaggio alla fine del primo tempo, quindi potevamo all'inizio del secondo tempo gestire anche questo gol di vantaggio, anche se siamo partiti a 1000 sotto porta. Non siamo stati cattivi perché potevamo chiudere veramente la partita già nel primo tempo, ma dobbiamo dare anche meriti al portiere avversario perché ha fatto degli ottimi interventi, quindi onore anche pure degli avversari se tu una partita non la chiudi nel primo tempo. Però siamo una grande squadra e siamo usciti nel secondo tempo con delle palle inattive dove durante la settimana li alleniamo, e come dico sempre ai ragazzi, le palle inattive sono quelle che ti fanno vincere la partita, e infatti a inizio secondo tempo in 10 secondi abbiamo fatto subito il 2-0 su una palla inattiva, e lì viene veramente molto semplice poi gestire una partita. Di particolare non ho detto niente, ho detto soltanto di essere cattivi sotto porta. Questa è la cosa, per adesso, la caratteristica diciamo che ci manca a noi, perché siamo una buona squadra, giriamo la palla, quindi dobbiamo cercare soprattutto di essere veramente cattivi sotto porta, perché queste partite rischi veramente di pareggiarla oppure di perderla, come è successo in qualche partita. Mi conoscono tutti, sono un allenatore, anche un ragazzo molto sincero, e quando si vede una squadra dell'Ojato in una C2 con dei giocatori del genere, il problema è se non si vince, no se si vince. Quindi io lo sapevo che avevo una squadra attrezzata per vincere, quindi per me
tra virgolette anche una cosa normale essere là sopra, non è una cosa normale se non ci fossimo là sopra. Già come si è visto in altre partite andiamo a giocare in un sintetico dove e noi il sintetico lo soffriamo, quindi perché siamo tutti giocatori veloci e tutti giocatori che sono abituati a giocare sul parquet, quindi questa settimana cercheremo di allenarci pure noi sul sintetico e farci trovare pronti, perché è una partita molto importante, perché poi andremo a affrontare altre partite molto delicate del campionato. Benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Oggi Castelbuono contro Casteldaccia, la terza partita nel giro di un mese, diciamo. Personalità, il pallone in mezzo, conclusione Arenoso, potrebbe anche calciare, allora, si perde alta sul fondo, opportunità per Arenoso a mediano basso, anzi è cross su Suarez, il pallone passa, arriva dall'altra parte Grandi, si potrebbe calciare Grandi, Laureano Grandi, il pitbull, non c'è più, 1-0, ha segnato Grandis per la Coppa Italia Eccellenza. Belecco, Antus potrebbe anche calciare, Antus, palla che non esce di pochissimo, che esce veramente di pochissimo, il pallone per Belecco che si smarca con una grande giocata. Belecco va via, Belecco, grande giocata, Belecco mette il pallone in mezzo, poi potrebbe provarci Pappalardo, tiro deviato, calcio d'angolo che divide il portiere, parte il gioco del colpo di testa, la palla che si perde sul fondo, Pennisi ci ha provato Russo, palla per Pappalardo, cercare Diallo e posizione regolare Diallo, regolare Diallo, Cascione blocca, parte Megna, il pallone sul secondo palo, laterale, pallone che passa Monti e poi allontanato da Grandis, il mostruoso qui, Garofalo che non deve perdere il controllo della palla, arriva Monti per Megna, palla per Velardi calcia Pagone che si ferma un po', ragiona Diallo, viene contrastato, grande palla in profondità, fuori, conclusione di Pardo, il leopardo delle Levi, il piazzato di Pardo, la conclusione fantastica, in vantaggio per due reti a uno contro l'Oratorio Sancile Giorgio. Folgore Castelvetrano Sciacca 2-1, parte il calcio di punizione alto da parte di Velardi, quindi non era in profondità il tacco da parte di Presti Filippo, bisogno, potrebbe calciare, un brivido, Alfano prova ad entrare nel rigore, Alfano esterno della rete, e finisce qui la super giovane Castelbuono, trova la terza vittoria in questo campionato. Mister Mineo, mister Casteldaccia rispetto alle scorse gare contro il Castelbuono ha disputato una gara più decisa, con grandi ripartenze da parte di Megna, Monti e Velardi. Cosa per oggi è mancato per fare bottino? Cosa è mancato? Perché se riusciamo a fare 7-8 volte una ripartenza, sbagliamo sempre la scelta, non riusciamo a tirare in porto in maniera pulita, poi è normale che la partita non si vincono. È logico che incontriamo una squadra forte che sta facendo un bel percorso. Noi abbiamo questa difficoltà di riuscire a tramutare la mole di gioco in quelle che possono essere azioni da gol e di conseguenza gol.
dobbiamo lavorare, dobbiamo stare sereni e niente. Si è vista un po' di qualità oggi a centrocampo, una grande qualità da parte di Megna. Quanto è mancato questo giocatore? Ma ancora non sta bene, ancora penso che sia al 50%, è logico che è un giocatore importante. Oggi in realtà siamo venuti qui non per avere alibi o giustificazioni senza 5 diciamo, giocatori importanti, Monforte, Bertolino, Abate, Cardinale e Serruzza, quindi avevamo solo 8 grandi e tutti under. È logico che Andrea è un giocatore importante, ma sono tutti giocatori importanti. Noi abbiamo l'obbligo di dover salvarci il prima possibile, quindi di dover essere tutti in forma e tutti al meglio. Ecco. Mister, augurandole un in bocca al lupo per il futuro, si sente un po' sulla graticola. Sulla graticola. Il calcio è così, diciamo, sono cose più importanti nella vita. È logico che ci aspettavamo un percorso diverso rispetto a quello che stiamo facendo, è logico che siamo un po' in difficoltà, però abbiamo 6 punti, quindi cercheremo di rimboccarci le maniche e cercheremo di fare meglio alla prossima partita. Qui con Andrea Megna, 2 anni fa sei stato il trascinatore del Casteldaccia in eccellenza, culminata con la vittoria nella finale playoff contro la Torrenovese. Andrea, questo è un campionato completamente diverso, ma rispetto allo scorso anno, dove avete avuto una buona partenza, quest'anno cosa manca? Intanto buonasera a tutti, già lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo, il campionato di eccellenza è sempre stato difficile. L'anno scorso sì, siamo partiti bene. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra No Camp Capaci e Palermo Futsal Club. È stato di 0-4, come potete benissimo vedere dal nostro tabellino. Infatti ci sono da fare 2 rettifiche, perché il gol che è stato precedentemente attribuito a Luca Vivarelli in realtà è stato realizzato da Sujon, dunque un tocco sulla linea da parte dell'ex numero 8, ora numero 20 del Palermo Futsal Club, che quindi ha rubato un po' il gol. Intanto la conclusione e poi con la punta e poi cerca sulla linea, trova Chinnici. Ci ha provato Lombardo praticamente a botta sicura dopo soltanto 20 secondi. Il No Camp Capace aveva subito trovato l'occasione per riportarsi in partita, ma ha dovuto fare i conti con Lorenzo Chinnici, che è riuscito a salvare il tiro sulla linea dopo la conclusione parata da Peppe Calì. È stato molto bravo nonostante il tiro con la punta. La seconda rettifica è il portiere, perché si tratta di Ziletti, non di Montalbano. Nel frattempo un tocco all'indietro con il retropassaggio da parte del No Camp Capaci, che quindi regala una punizione in diretta al Palermo Futsal Club. Vediamo chi batterà, perché nel frattempo è rientrato il quintetto iniziale con Sujon, Vivarelli, Chinnici, La Fiura e tra i pali Peppe Calì. Dunque lo stesso quintetto che ha iniziato i primi 30 minuti di gioco. Adesso dopo un minuto abbiamo avuto già subito 2 occasioni incredibili, la prima con la parata di Calì e la respinta poi di Lombardo trovando sulla linea Chinnici, e la seconda che è quella che invece stiamo per vivere con la punizione in 2 con Chinnici e La Fiera che stanno dialogando. Vediamo se stanno decidendo come passarsi il pallone. Infatti così poi trova la conclusione Chinnici, ma ottimo Ziletti qui che fa una buona chiusura, però non era un buon tiro. Vedete, al secondo palo sbucca Vivarelli, che non riesce a rivedere in porta con il destro. Poi la sterzata, Gagliardi si gira, si appoggia anche dalle parti di Ferrugia. Longo bagna diversi metri, poi Ferrugia rischia un poco, ma con la sola riesce a uscirne bene. Su Gianni lo tallona, palla in rimessa laterale. Ferrugia si appoggia alle parti di Gagliardi, esce la pressione di Vivarelli, poi si va da Lombardo e l'altro numero 11, La Fiura, mette il piede e conquista il pallone, ma nel frattempo di gara chiama un cambio di rimessa con Longo che ha battuto con il pallone in movimento. Questa è la tesi da parte del direttore di gara. Sujon, Chinnici, Sujon, ancora Chinnici, vuole il Sirisso, lo trova, poi si appoggia saggiamente dalle parti di Luca Vivarelli che va sul mancino, potrebbe calciare, ci pensa un attimo Chinnici,
La Fiura su John, adesso gioca ad orologio e poi il Futsal Club cercando di far uscire la formazione avversaria. Sempre la Fiura su John, Chinnici, poi la finta, ci ha provato qui Lorenzo Chinnici, era molto complicato in realtà da qui, poi però si è fidato della sua grande velocità. Longo, poi con la punta cambia gioco molto bene, Lombardo si mette davanti a Chinnici, l'arbitro è molto vicino e non sanziona l'intervento, è rimessa laterale per il No Camp Capaci, con Lombardo che rimane a terra abbastanza dolorante. Lo scontro con Chinnici dove c'è stato, ma a detta di gara non ha ravvisato alcun tipo di irregolarità, dunque rimessa laterale. Nel frattempo Lombardo è stato aiutato anche da Calì a rialzarsi. Sarà quindi rimessa laterale, minuto 34 di gioco. Longo, poi pressione di Vivarelli. Nel frattempo in panchina ci sono ancora Giuliano, Ciravici e Alario che non sono ancora entrati in partita. Vediamo se il mister regalerà loro dei minuti anche alla luce del risultato, ma mister Gentile sappiamo che è un allenatore che nei 60 minuti vuole sempre vincere. Però vediamo se effettivamente ci saranno dei minuti per loro, anche in vista della prossima partita. Ricordiamo il prossimo match contro il Futsal Emiri, ma squadra che gioca un campionato senza classifica, di conseguenza senza punti in palio. Potrebbe essere anche una buona vetrina per i giocatori che magari possono trovare qualche minuto in meno rispetto agli altri all'interno del campionato, forse convincere il mister Gentile a strappare qualche convocazione. Magari ci riferiamo sicuramente a gente come Mazzone o Catania o anche Diego Lario rimasti a casa, Gabriele Gennaro, Alessandro Corona, insomma diversi non convocati oggi per l'ampio roster che ha a disposizione proprio il tecnico rosanero. Nel frattempo Cali esce con le mani, poi il pallone va fuori e la trova Ferrugia, l'esultanza come un leone di Ferrugia che risponde benissimo al gol del Palermo Futsal Club del primo tempo con questa conclusione da fuori che si finisce in rete, uscita forse non perfetta per Peppe Calì, che qui è stato bravo forse nella prima uscita, poi il pallone è rimasto lì e Ferrugia da fuori non se l'è fatto dire due volte, con potenza ha centrato la porta, con il risultato che adesso è di 1-4, partita dunque riaperta in questo secondo tempo, un po' forse il canovaccio del Palermo Futsal Club. Intanto Lombardo su John, lo atterra, vediamo il cartellino ed è giallo per Sujon, giallo per Sujon. Questo è il canovaccio un po' del Palermo Futsal Club, che anche lo scorso anno spesso e volentieri si è ritrovata sopra nelle gare giocate nel primo tempo, poi però nel secondo tempo qualcosa succede, forse un po' di stanchezza, forse anche un po' di tranquillità per il risultato che al momento sta maturando e spesso si è andati incontro a diverse rimonte, scorso anno contro il Real Sicilia ma anche contro l'Agrò San Giovanni Battista nella gara di andata sicuramente. Intanto Sino al posto di Lombardo forse deve battere proprio questa punizione, perché effettivamente va proprio in direzione della palla, la sta toccando e quindi batterà lui, forse una conclusione con la punta o magari con l'esterno, vediamo effettivamente come calcerà, o forse col sinistro addirittura. Prepara la barriera Calì, Sino di potenza e qui Calì respinge e si rifà dopo il gol è preso, ma nel frattempo subito cambio, fuori Sino, dentro nuovamente Lombardo, che sicuramente è uno dei più attivi della sua squadra, un ottimo primo tempo ma anche un buon inizio di secondo. Longo danza sul pallone, poi si appoggia dalle parti di Gagliardi, 1-2 con Ferrugia, pallone che passa con la punta, poi la deviazione è soltanto esterno della rete, ma ci sta provando il No Camp Capaci e ci va veramente vicinissimo, più che mai. Calcio d'angolo intanto, una deviazione con il Longo che poi sbaglia il controllo, invece no, perché l'ultimo è stato proprio di Sujon, dunque rimessa laterale per il No Camp Capaci che batte rapidamente. Ferrugia si appoggia, le finte di Gagliardi che converge verso il centro, poi sbaglia il tocco, la Fiora intercetta, Ferrugia. Pallone alzato a cercare la sforbiciata quasi tentata, poi la parata di mister Gentile che nonostante non sia un portiere di ruolo ci fa vedere come si blocca il pallone. Su John intanto minuto 38 di gioco, sono stati quindi 8 dall'inizio di questo secondo tempo. Il gol per il No Camp Capaci ha sicuramente riaperto la partita. Su John va a girarsi,
lo fa su John, entra in zona di rigore, casca giù ed è che calcio di punizione dovrebbe essere, no, calcio di rigore, vediamo, e invece no, perché calcio di rigore. Dunque Luca Vivarelli sul punto di battuta, non Vito La Fiora, che invece 5 mesi fa, esattamente 5 mesi fa, aveva sbagliato il calcio di rigore. Vivarelli invece non l'aveva sbagliato, ma nel frattempo non batte nemmeno Vivarelli, va un altro mancino, va Lorenzo Chinnici. Dunque è lui che batterà questo calcio di rigore, lui che ancora non si è sbloccato in questo campionato e che potrebbe trovare il gol. Fischi da parte del pubblico di casa con Chinnici che sembra però molto freddo, sta infatti guardando soltanto il pallone, nemmeno il portiere, o forse addirittura sta guardando i piedi, così a voglia di dire dove calciare. Va Chinnici col sinistro e la parata perfetta da parte di Ziletti. Sbaglia il calcio di gol in Palermo Futsal Club, rigori ancora indigesti in casa rosanero, con l'errore di Lorenzo Chinnici che a distanza di 5 mesi replica il compagno alla Fiora che invece ha sbagliato contro il Ficarazzi. Riparte il No Camp Capaci, poi Chinnici nasconde il pallone, ecco Vivarelli, le finte, Vivarelli va sul destro, l'ultimo anche a toccare. Dunque il pallone adesso è del No Camp Capaci, che riparte con una rimessa dal fondo. Longo si appoggia, Ferrugia allo spazio, il capitano si appoggia da Longo, poi su John, ma il pallone è già terminato in out, non è riuscito a salvarlo qui il numero 6 sul pallone non sicuramente idilliaco da parte del capitano Ferrugia, che l'ha messo un po' in difficoltà. Chinnici per Vivarelli, casa regala una magia delle sue su John, palla ancora per Vivarelli, la scivolata in anticipo da parte di Ferrugia, con Vivarelli che rimane a terra. Ma sta a terra il numero 6, classe 2001, Ferrugia lo aiuta a rialzarsi. Poi Ferrugia, viene in campo, scontro con Vivarelli, riesce a conquistare il pallone, Vivarelli punta contro la porta, Vivarelli sul sinistro, però sul destro, Ferrugia ancora una volta lo capisce, chiude l'esterno e qui 2 volte Vivarelli dato sull'esterno, chissà che magari la prossima non vada però sull'interno. Chinnici intanto, la Fiura, ancora Chinnici, c'è indietro Vivarelli ma non lo serve, poi si appoggia adesso su John, libero di ricevere, ancora Vivarelli, lo spazio, Chinnici, minuto 40 di gioco, le finte di Chinnici, riesce a passare, poi con la suola, tiene i palloni lì, allarga, la Fiura che cerca, guarda la porta, poi Chinnici con la punta a deviazione, palla in calcio d'angolo, azione pericolosa con Lorenzo Chinnici che ha regalato una conclusione con la punta. Forza, forza ragazzi, concentriamo! Si riscalda Vitiello, ma non è l'unico in panchina, forse vedrà anche Nuova Linfa. Sono passati infatti 11 minuti all'inizio di questo secondo tempo. Su John cerca Chinnici, non lo trova, poi Vivarelli con la punta, la Fiura guarda la porta, poi decide di fermarsi. Tanta sportività da parte della formazione rosanero che riparte direttamente dalle parti di Cali. Poi Calini si dice il pallone invece al dietro di gara, il signor Crapa. Frattempo fuori Vivarelli, dentro Dante Vitello, lo stesso cambio del primo tempo dunque per mister Gentile, con Vitello che ha trovato già la gioia del gol. Le altre reti sono state realizzate, ricordiamo, da Su John e la Fiora doppietta. Intanto Su John si è detto regare qualcosa per l'intervento di regole da parte di Lombardo. Abbia sentito fin qua le urla da parte di Su John. Adesso allarga il gioco. Vitiello si appoggia sull'altro mancino che è Chinnici. Adesso la Fiura. Aiuto, forza! Termina in rimessa laterale dunque per i padroni di casa che hanno sicuramente approcciato meglio il secondo tempo, trovando il gol con Capitan Ferrugia, che sicuramente è l'ultimo a mollare. Poi la Fiura su John. Chinnici
Poi sbaglia sulla pressione di Lombardo, è molto veloce però Chinnici, che si complica tanto la vita, e poi il palo di Lombardo, Calima rimane lì e poi viene fischiato un calcio di rigore, fallo da parte di Peppe Calima, qui ingenuità colossale da parte di Chinnici, le urla infatti di capitano La Fiura che dice ai compagni che non c'è motivo, poi Calì è andato a cercare di allontanare il pallone più che possibile, ma ha preso Lombardo, infatti lo va subito a scusarsi col suo avversario di aver commesso fallo. Palermo Futsal Club che però si sta complicando la vita veramente da sola con questo calcio di rigore regalato da una disattenzione difensiva. Nel frattempo Ferrugia sul punto di battuta può trovare il gol del 2-4, vediamo se effettivamente centra la porta. Dall'altra parte c'è Peppe Calì che lo sta guardando e balla un po' come Dudek. Bello per tutti! Le regole sono cambiate. Va Ferrugia quindi, che va andare di potenza. Ferrugia di potenza e doppietta per il capitano. Recupera la partita il No Camp Capace, adesso si mette in salita un po' per il Palermo Futsal Club, perché nonostante il vantaggio sta trovando un po' di difficoltà in questo secondo tempo. Poi il pubblico di casa decide di cantare dagli spalti, ma nel frattempo viene chiamato un piccolo break da parte di Mister Gentile, con facciamo vedere anche il momento da parte delle formazioni ospite che si sta mettendo tutti in cerchio nel tentativo di ritrovare un po' quella che è la calma in questa partita, che forse sembrerebbe mancare. Sono passati infatti 14 minuti, ma il No Camp Capace sta ben giocando in questo secondo tempo, forse anche meglio del Palermo Futsal Club. Sicuramente ha approfittato anche di due episodi, due gol che sono arrivati un po' da errori da parte in realtà della formazione rosanero, che però vanno sfruttati nel tentativo di riprendere la partita. E infatti ecco il cambio, perché fuori su Johnny, fuori anche Chinnici, riecco invece Citarda e Lopez. Dunque Citarda si schiera come laterale mancino, Lopez invece come centrale al posto di Lorenzo Chinnici, poi Vitiello sulla destra e lì davanti invece Vito La Fiora. Comunque si riprende questo secondo tempo, risultato di 2-4 per chi si fosse sintonizzato soltanto in questo istante. Una gara molto bella, molto vivace anche. Vitiello centrale, si appoggia da La Fiora. Vitiello vede il pallone per Citarda che rientra, può calciare, poi si appoggia ancora Vitiello con la punta e non trova la porta, ma ancora una volta questione di centimetri per Dante Vitiello, che invece ha già colpito il gol. Infatti è stato quello dello 0-4. Ferrugia si appoggia da Buscarino che gioca come centrale adesso, come nel fine del primo tempo. Mette anche a Ferrugia di staccarsi, probabilmente di lanciarsi sull'esterno. Intanto chiama la pressione Mister Gentile. Pallone gettato in avanti, dunque rimessa a terra per il Palermo Futsal Club con Vitiello che si appresta a battere con il destro questa volta, non col sinistro. Lopez, Vitiello col tacco, l'ultimo tocco, vediamo di chi è stato, ed è il giocatore in maglia rossa, il capitano Ferrugia. Dunque si parte una rimessa laterale per il Palermo Futsal Club che batte rapidamente, si appoggia a Citarda. Vitiello di prima a cercare Lopez che si è inserito, ha provato uno scatto molto complicato, il 13. Posizione, dai! Buscarino si appoggia, parte di Gagliardi, poi ancora Buscarino. Ferrugia lo fronteggia Vitiello, poi cerca il pallone dall'altra parte, anticipa perfettamente Lopez, anche lui all'esordio. Vitiello dopo aver ricevuto il pallone da parte di Citarda, poi La Fiura. Lopez prova la conclusione, poi ci ripensa. Vitiello alza questo pallone, cercare Citarda, non lo trova, è una buona idea, poi forse un po' meno realizzazione. Intanto cambia ancora, fuori Lombardo, dentro Sino. Lombardo diventa uno dei più pericolosi fino a questo momento. Ferrugia si appoggia, palla di ritorno dalle parti di Sino, però non è mai arrivato. Nel frattempo si riscalda anche Danilo Lario,
scorso anno Grigio 3 classe 2005, scorso anno al Monreale, calcio a 5, Serie B. Anche qualche presenza per il giovanissimo giocatore, 18 anni compiuti da poco anche. Oggi però privo del fratello Diego, che invece è a casa, che sicuramente ci sta seguendo. Tempo prova la girata Citarda, viene fermato però da Gagliardi. La Fiura, Vitiello allarga, la Fiura, poi si ferma Vitiello, lui cerca invece il compagno Lopez, lotta come un leone, guadagna però una rimessa laterale, zona comunque offensiva, dunque rimane in avanti il Palermo Futsal Club, che vede un po' i fantasmi comparire adesso. Lopez, Vitiello, Lopez, la Fiura col tacco elegante per Vitiello che prova a passare, poi con il rimpallo lo favorisce e infatti è rimessa laterale per il rosanero con Vitiello che allarga il gioco dalle parti di Lopez, riceve il pallone, c'è Citarda ma non lo serve. La Fiura gioca lui stesso come centrale, poi si inserisce Lopez, Vitiello vuole il destro, poi si appoggia da Lopez, pallone sbagliato, rimessa laterale per il No Camp Capaci, adesso cerca di aumentare, di alzare soprattutto il baricentro. Ferruggia cerca una conclusione, questo porta un po' col piattone sconnesso in realtà. Il tempo sta per entrare Danilo Alario, ecco il suo ingresso, maglia numero 23 al posto di Vito La Fiura, che in questo secondo tempo non ha brillato. Lopez, Vitiello, c'è l'inserimento di Citarda, riceve adesso palla secondo palo per Alario che era già lì pronto a intervenire per lo scontro. Lopez da terra si autolancia, qui molto bene Gagliardi, rende sul destro, salta tutti ma non Alario. Poi Lopez non riesce a mantenere il pallone in campo, dunque rimessa laterale per il No Camp Capaci che si proietta ancora una volta in avanti. Lo fa questa volta con Gagliardi che potrebbe servire sino al centro della di rigore, che prende posizione. Lopez però lo segue, ma infatti di potenza direttamente lì mette in calcio d'angolo, cercava veramente una deviazione che stava quasi per arrivare. Minuto 50 di gioco, mancano quindi 10 minuti al termine della partita, ma è aperta più che mai a tutti i risultati. La conclusione da fuori, tentata da Buscarino, non era una brutta conclusione assolutamente quella, infatti è il numero 9. Vitiello si appoggia da Lopez, poi Citarda cerca un dribbling lezioso, non riesce però con la suola. Citarda si appoggia dalle parti di Lopez, poi c'è Vitiello che la riceve adesso di prima, forse un tocco con la mano ma è stato ravvisato. Poi Ferruggia si appoggia a Buscarino, adesso sono loro due uomini più difensivi, anche se a destra c'è Gagliardi che non sale. Ferruggia difettoso il suo gancio, poi l'ultimo tocco è proprio in maglia rossa, fuori Ferruggia, dentro invece Lombardo che si è riposato ed è rientrato per questi ultimi 9 di gioco. Citarda può allargare il gioco, ci pensa ma poi si appoggia. Lopez, Vitiello, Lopez alza il pallone di testa, Buscarino ottimo in fase difensiva, poi rimessa laterale direttamente per il Palermo Futsal Club che si appresta a battere con Vitiello. Buono quel gancio di Alario che sta vedendo un buonissimo aggancio, poi la difende. Vitiello, ecco Lopez, scende Citarda ma lui torna dal 4 che dà un appoggio decisamente migliore. Poi Citarda non vede più il pallone, Buscarino si autolaggia, può calciare, vediamo col tacco, si appoggia Gagliardi, cambia gioco al volo Lombardo, poi cala in due tempi e fa subito ripartire i suoi con Alario che non arriva sul pallone, Ziletti in anticipo. Adesso sono squadre molto ampie, squadre molto profonde anche. Larga il gioco, Lombardo riceve il pallone, doppio passo, va sul sinistro e calcia esterno della rete.
e fa paura quando attacca Lombardo con questo doppio passo. Vitello non aveva concesso l'interno, ha dato l'esterno e da lì col sinistro Lombardo per poco non riapre ancora di più questa partita, che al momento presenta il risultato di 2-4, come potete benissimo vedere dai nostri tabellini. Fischia tanto Vitiello. Bravo Vicio! Poi Citarda si accontenta di una rimessa laterale e cambia gioco per Vitiello. Aggancio da urlo per Dante Vitiello che va sul destro, cerca i compagni e va giù a terra Dante Vitiello e sembrava effettivamente un brutto fallo. Questa scivolata gamba tesa. Entra anche il staff. Poi Longo e Chinnici si danno infatti batticinque. Rimessa a terra Dante Vitiello, ci auguriamo che sia tutto ok per il mancino numero 4. Adesso si rialza un po' claudicante, ma adesso sembra essere tutto ok. Nel frattempo Vittorio Gara non ha dato nemmeno il calcio di punizione, almeno sembrava così dalla prima visione. E infatti è così, perché il possesso palla è proprio della formazione in maglia rossa, dunque si riparte con il pallone direttamente a Ziletti. Vediamo. E invece no, perché è stato fischiato il calcio di punizione, dunque ci rimangiamo un po' tutto ciò che abbiamo detto, perché Vittorio Gara ha invece fischiato il calcio di punizione con Vitiello che batterà, ma è praticamente come se fosse un calcio d'angolo, perché siamo veramente a pochi centimetri. Palla in mezzo di Vitiello, cercava forse una deviazione che infatti che invece Vittorio Gara non vede, dunque ha rimessa 3 per il nuovo campo Capace. Gagliardi, Lombardo può puntare, si appoggia, palla di ritorno indietro, Buscarino guarda la porta, ci pensa un attimo, poi si appoggia, Lopez capisce tutto. Ecco Citarda che prova a girarsi con la suola, in mezzo a due sbaglia tutto, però Citardi che qui adesso sta un po' sbagliando qualche dribbling di troppo e mister Gentile non sarà contentissimo. Poi difende Alario, si ritorna dalle parti di Gagliardi che finta la conclusione, poi ecco Citarda che riconquista il pallone da terra, poi la conquista Lombardo ma la tocca anche con il braccio, dunque il direttore di gara fischia un calcio di punizione con Lopez che batte rapidamente dalle parti di Citarda che guarda la porta, poi trova una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo, minuto 55, mancano 5 di gioco. Direzione poi però che non è stata ravvisata, sembrava abbastanza evidente, però Vittorio Gara non è stato della stessa idea, forse c'è stata una deviazione successiva che ci siamo persi probabilmente. Lombardo intanto, Buscarino si appoggia a Gagliardi, palla di ritorno, all'otto di destra, cerca la confusione con la punta e Calì attende perfettamente questo pallone sul primo palo e lo respinge con i piedi, poi sbaglia Gagliardi. Buscarino con Alario che non attacca sulla pressione, Citarda, il rimpallo non lo favorisce, poi l'ultimo tocco e di Gagliardi. Nel frattempo riecco in campo Lorenzo Chinnici al posto di Vitiello e poi c'è minutaggio ancora per Sujon. Dunque niente minutaggio per Cilatici, è arrivato l'ultimo, forse anche questa è stata la decisione del direttore da parte di Mister Gentile. Lopez, la porta Citarda per Alario, ancora Citarda, palla di ritorno, Alario, guarda la porta, Alario! E poi la parata di Ziletti con la punta, mani tra i capelli per Danilo Alario che si è divorato questo gol, palla perfetta di Citarda, poi bravissimo anche Ziletti, in realtà bisogna dare sicuramente i meriti al portiere perché non era una parata semplice, lui invece è rimasto all'impiedi fino all'ultimo, tutto intervento irregolare di Alario che si trova però nettamente sul pallone in realtà. Potendo fuori Alario, dentro Sujon con Citarda che si appresta a mettere come pivot e invece Sujon ritorna sulla fascia, dunque sul suo ruolo naturale insieme a Chinnici con Lopez che invece giocherà come centrale. Nel frattempo calcio di punizione, c'è ancora tempo, dunque sul punto di battuta si allontana Buscarino, Cessino che col mancino aveva calciato anche nel primo tempo, adesso va a calciare nel secondo. Vassino! E qui la parata bassa di Calè che è bravissima a rispondere
impresa bassa, poi Buscarino, palla di ritorno, l'anticipo, lotta su John, palla che sguscia via, Chinnici con il fisico, anzi Lopez, chiedo scusa, palla intanto in avanti per Citarda, aggancio, Citarda, tocco morbido, troppo morbido per Citarda, che non trova la porta, ma bravissimo anche nell'uscita ancora una volta Ziletti, in questo secondo tempo ha chiuso la saracinesca e non ha concesso nessun gol, però non sono arrivate nemmeno così tante occasioni in realtà, se non il calcio di rigore chiaramente per i rosanero. Tanto riconquista il pallone Lopez, poi riconquista invece formazione avversaria, poi entra dentro la di rigore, la scivolata di Citarda, di cui stava probabilmente un gol. Citarda, contrasto perfetto di Buscarino, poi rimane lì, cerca la conclusione con un tocco morbido da parte di Sino. Calì rimane in piedi fino all'ultimo, era apertissima a tutto. Minuto 58, mancherà un minuto e mezzo ancora alla fine della partita, poi forse un cospicuo recupero, sbaglia Buscarino l'aggancio, poi si appoggia, cerca il fondo, trova il passaggio in mezzo su John per Citarda, si fa anticipare, poi col tacco longo, scivolata di Lopez con l'ultimo tocco che del giocatore rosanero ex San Giovanni Battista, fuori Citarda, dentro Vito La Fiura, ecco il capitano, riecco il campo. La casacca! Fuori Sino, nel frattempo dentro Ferrugia, ecco il capitano che rientra dopo la doppietta di oggi. Oggi i due capitani hanno trovato 2 gol ciascuno. Sbaglia il tocco Ferrugia, cerca la conclusione, Mura Chinnici, poi si ritorna lì, La Fiura, rimpallo, flipper e poi Calì. Chinnici su John, finta di corpo, poi alza il pallone dalle parti di La Fiura che vede l'inserimento di Chinnici, non lo serve però, poi si ferma e guadagna una rimessa laterale, cerca forse una punizione qui La Fiura, manca veramente pochissimo, 30 secondi circa alla fine della partita. Lopez, palla per La Fiura, non arriva però, Chiusi! mancano 20 secondi, poi l'extra time che verrà concesso dal direttore di gara. Buscarino allarga il gioco, entra molto bene Lombardo, qui una ottima partita per il numero 11 che quest'anno si candida a essere uno dei giocatori migliori sicuramente di questo campionato. Poi su John, lotta, arpiona il pallone, si appoggia Ferrugia, Lombardo alza la sfera, poi direttamente da Calì, rischiando un poco perché c'era la pressione di Buscarino, poi Calì che già ammonito è un po' rischio, ecco Gagliardi al posto di Lombardo per questi ultimi istanti di partita, poi Ferrugia se la porta a Colsini, si accalcia, ha chiesto forse un po' troppo, poi Calì su John, Lopez, palla in verticale, cercare La Fiura, poi lo scontro con Buscarino, alla meglio il numero 9, poi su John, Lopez può avanzare, ci sono diversi metri davanti, su John, cerca La Fiura, non lo trova però, palla. Ora tu, dai! Ce l'hai dietro! Ecco, Capitan Ferrugia. Palla di ritorno Ferrugia! E poi il palo! Dire di no al capitano che va vicinissimo alla tripletta. Guadagna tutti i secondi possibili il Palermo Futsal Club con Calì che però è già ammonito, è un po' rischia. Si gira Ferrugia, casca giù, tutto regolare, poi Longo, buona qui la sua giocata su Chinnici, poi riesce a passare e su John mette una pezza. La Fiura prova a fare lui la boa lì davanti, poi il tunnel addirittura che si appoggia da Lopez. Adesso un po' il doppio centrale per Mister Gentile con Chinnici e Lopez. Suci, dai! Poi La Fiura esce fuori con il pallone, l'ultimo tocco è in maglia rossa, dunque ancora possesso per il Palermo Futsal Club, minuto 62 di gioco, poi sbaglia il tocco Chinnici, manca veramente pochissimo. Con la punta tocca La Fiura, poi direttamente tra le braccia di Calì, ecco Chinnici, va sul sinistro, poi non trova nessuno e prova un dribbling rischiando, poi casca giù su John, non mi si però rimanere regolare, riparte Chinnici,
La Fiora, le finte, cerca il sinistro, la Fiora! Soltanto esterno della rete ancora una volta per il bomber del Palermo Futsal Club, capitano oggi, indossa la 11. Longo si appoggia dalle parti di Gagliardi, che poi cambia tutto. Ecco Buscarino, la tocca su John, Lopez, c'è spazio ancora per un'ultima occasione, si appoggia. Ecco Chinnici che può servire al secondo palo, Lopez, guarda la botta, Lopez! E la chiude lui con la punta! Lorenzo Lopez, meraviglioso, e fa 2-5, e con questo gol termina anche la partita. Vince il Palermo Futsal Club e torna a giocare dopo 5 mesi dall'ultima partita sconfitta contro il Figarazzi, e vince anche la partita, risultato di 2-5 contro il No Camp Capaci, e sale quindi a quota 3 punti in classifica. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio e alla prossima.